Eccomi qua, ciao, buonasera a tutti. Ve l'ho detto che parlavo del contralto, le mie imboccature TM, chiamate banalmente M7 e M8. Cosa cambia tra l'una e l'altra? Come vi avevo già anticipato, io ho prodotto delle imboccature per me stesso, investendo tempo e denaro, per far sì di non far fatica ad avere comunque un suono buono. Chiaro, come già detto, è plastica, stampata come le più blasonate, cioè quei nomi che già conoscete da tempo, ma molto più economiche. Perché ho fatto questi progetti? Soprattutto per me stesso. E se posso aiutare qualcun altro, ben venga. Per il contralto ho fatto due modelli, mentre vi ricordo che per il tenore ho fatto un solo modello. Perché questo e questo sono blu? Perché ho fatto una versione speciale, limited edition, soltanto pochi pezzi con un materiale diverso, sempre certificato, uso alimentare. Questi blu hanno un peso specifico più elevato, cioè pesano di più, qualche grammo, però danno così un colore più scuro, una voce più scura. Anche se cambia il materiale, però il modo di suonarli e la facilità sono le stesse. Questa sera contralto, quindi queste due imboccature adesso ve le faccio sentire e ve le faccio sentire come ho fatto l'altro giorno con il microfono Hollyland registrato direttamente qui. Quindi sentirete anche il rumore dei tasti. Potevo registrare con il microfono da studio? Sì, ma poi mi dicevate che c'era l'equalizzazione, la compressione. No, nessun effetto, così come si sente. Partiamo dall'M8, che è una camera media con la camera dritta, diciamo, dentro non ha gradini, mentre l'altro, l'M7, ha un gradino all'interno. Ok? Quindi vuol dire che questo proietta di più l'aria, è più difficile da usare. Come sempre si dice, è il musicista che controlla lo strumento e non lo strumento che controlla il musicista. Quindi imboccatura super facile, imboccatura un po' più difficilina ma che spara un sound che adesso vi voglio far sentire. Non metto basi musicali altrimenti per questioni di copyright spesso i video vengono bloccati. Faccio delle note a caso. Ho usato adesso un soffio medio, normale, diciamo. Soffio piano. Soffio forte. Ha un buon volume anche questo. È molto facile. Adesso smonto questo e vi faccio sentire con la stessa ancia l'altro chiamato M7. Allora, questo è l'M8 che abbiamo appena ascoltato. Come vedete dentro, se si può vedere, la camera è dritta. Uso la stessa ancia Rico Royal Blue. Io uso sempre la Rico Royal Blue. 2 sul contralto e 2,5 sul tenore. E dopo vi faccio anche vedere un trucchetto che io ho fatto per me stesso, che vedo che serve per cercare di usare un po' tutte le ance il più possibile, perché sapete che purtroppo ogni scatola di ance metà sarebbero da buttare via. Vi giuro, stavo suonando con la stessa intensità di aria della prima prova e il volume è il doppio. Questo progetto è una specie del Cloud Lucky, non so se qualcuno di voi l'ha mai provato, che io ho sempre usato, ecco perché ho voluto farne uno simile. Soffio piano. La difficoltà di usare un'imboccatura come questa rispetto all'altra è che proietta molto di più il suono. Quando il suono appunto è proiettato è più difficile da controllare, quindi si rischiano molto i famosi bending e quindi stonature, che appunto se non volute non sono belle, perché sono stonature.
Diciamo che è facile per me anche questa, però è, diciamo che cerca sempre di portarti un po' fuori strada. Diciamo che la M8 è un po' per tutti, più facile sicuramente da gestire, un suono rotondo, preciso, non stona, non cala, eccetera. E su tutto il range del sassofono, come vi ho dimostrato. Mentre questa M7 ti fa, diciamo, spingere parecchio e quindi sì, per chi vuole tanto volume, questa. Per chi vuole suonare con più facilità, la M8. Adesso vi faccio sentire sempre questa M7, quindi quella con il gradino, nella colorazione blu, che è questo materiale leggermente diverso. Eccolo qua, ok? M7, eccolo qua, è identica. Però il materiale ha un peso specifico leggermente più importante. Ci sono 5 grammi di differenza, non è che sia chissà cosa. Però questi 5 grammi permettono un suono leggermente più scuro. Allora, questo, avendo appunto un peso specifico leggermente maggiore, vi aiuta a mantenere più stabile appunto il suono. Ed è per questo che farò una tiratura limitata per le versioni blu, sia per contralto che per tenore. Ovviamente per entrambe la M7 e la M8 c'è la versione blu, M7 e M8. E per il tenore, come vi ho detto nel precedente video che vi invito ad andare a vedere, questa è la versione invece per il tenore che avete visto già in altri video, che anche farò blu con quel materiale che vi ho appena fatto sentire, che è leggermente un suono più stabile, più bloccato, diciamo, più preciso, più pulito, diciamo. Se dovessi dare un'opinione per quanto riguarda queste due imboccature appunto del contralto che vi ho appena fatto sentire, io direi un po' per tutti la M8, che è quella senza gradino all'interno, per capirci. Quella con il gradino all'interno invece è, diciamo, per un uso più professionale, chiamiamolo così, uno che sa gestire e controllare bene il soffio, l'intensità e soprattutto sa dove vuol far suonare il sassofono. Concludo facendovi vedere un piccolo trucchetto che io negli anni adopero, nel senso che quando si acquistano le ance è meglio acquistarle leggermente più dure e poi appunto andarle a toccare, diciamo noi in gergo. Toccare come? C'è chi le lima dalla parte di appoggio, io le limo invece dalla parte sotto, perché è molto più semplice e molto più rapido. Basta ovviamente toccarle appena appena. Quindi con una carta vetrata 2,50 circa, quindi molto sottile, io vado a fare un cerchietto con la carta vetrata in modo da usufruire una piccola superficie e vado a fare una X proprio qui alla base. Alla base è da qui a qui, 3-4 passatine così leggere, a croce, in modo da andare a togliere poco materiale e sfibrare leggermente l'ancia. Si riprova subito, perché quando poi togliete se no troppo materiale rischiate che l'ancia fischia, perché diventa troppo debole o non vi permette di fare delle note o basse o alte, perché appunto se sfibrate troppo l'ancia poi la buttate via. Quindi questo è quello che faccio io per correggere questi piccoli difetti delle ance. Ora, sicuramente ognuno ha il proprio sistema, il proprio modo, questo è quello che faccio io. Se non vi piace, pazienza, se vi può essere d'aiuto, ben venga. Grazie a tutti, buona serata, se volete più informazioni, messaggio in privato per le imboccature, per il contralto e per il tenore. Ciao a tutti e come sempre, musica!